Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia di questo lunedì mattina. Parliamo di calcio, colpo in attacco del Catania che si assicura di Carmine, il bomber in squadra rossazzurra, ha firmato un biennale. La squadra necessita ancora di altri rinforzi perché ieri a Ragalna pesante sconfitta in amichevole contro il Ragusa che si è imposto sui rossazzurri per 4-1. Ce ne parla Tonino De Vana. L'attaccante che serviva adesso c'è. Eccolo Samuel Di Carmine a Ragalna durante il match tra il Catania e il Ragusa vinto dagli Blei 4-1. Qualche foto e qualche chiacchiera scambiata con i presenti. Volto sorridente e tanta voglia di dare un contributo importante alla crescita della squadra. Di Carmine ha firmato un biennale e è salito sull'Etna come testimoniano i social della società, componendo con la lava, se così possiamo dire, il suo numero 10. Questa è la presentazione del giocatore classe 1988 che ha trascorsi importanti e queste le sue prime parole proprio dall'Etna con Catania alle spalle. Tifosi del Catania, da Samuel Di Carmine, forza Catania, ci vediamo al Massimino. Nelle competizioni professionistiche ufficiali, Neo-Rossazzurro ha collezionato fin qui 120 reti, 8 delle quali nell'arco delle 22 gare disputate in A nel 2019-2020 con il Verona. La sua carriera l'abbiamo evidenziata già quando il suo ingaggio era diventato certo. Nei giorni scorsi 347 presenze e 83 gol in Serie B e 36 presenze e 14 gol in C con la Juve Stabia. Importanti numeri viste le difficoltà affrontate dal Catania in attacco nelle ultime uscite amichevoli. I test lasciano il tempo che trovano, ma si deve lavorare in tal senso. Oggi intanto potrebbe arrivare Quaglini ed i rinforzi servono al Catania che ieri, come detto, ha perso 4-1 contro il Ragusa militante in Serie D. Deludente la prestazione dei rossazzurri. Agli Blei sono bastati 4 minuti per passare in vantaggio con Manservigi ed altri 4 per raddoppiare con Maltese. Nel secondo tempo ci si aspettava la reazione del Catania, ma al minuto 63 è arrivato addirittura allo 0-3 grazie ad una rete di Azzara. Dopo pochi minuti i rossazzurri hanno accorciato le distanze con De Luca su calcio di rigore e sempre dagli 11 metri all'84esimo Manfred ha fissato il risultato sull'1-4. Oggi intanto è il giorno della presentazione della campagna abbonamenti dei rossoazzurri. Il Palermo guarda avanti dopo il pari al San Nicola contro il Bari. Rosanero sabato osserveranno un turno di riposo per una delle tante vicende giudiziarie che stanno interessando il campionato di Serie B. Intanto sul mercato fatta per il difensore Lund che arriva a Rosanero. Marco Gulla. Brucia ancora la mancata vittoria in casa del Bari. Il Palermo probabilmente lo ricorderà ancora per un po' di non essere tornato vittorioso dalla San Nicola pur giocando in 11 contro 9. Bari in 8 addirittura negli ultimi minuti se si considera l'infortunio di Menes. Eppure è mancato il gol, sono mancate le azioni offensive, è mancato il gioco. Cantiere aperto, vero, ma dopo una preparazione intensa e articolata ci si aspettava di più, anche se la squadra è comunque soddisfatta. Dobbiamo dire la verità che abbiamo giocato pure contro una grandissima squadra e che non ci ha messo in difficoltà tanto, però siamo stati bravi noi a tenerla occupata in fase difensiva. Però siamo contenti di quello che abbiamo fatto e andiamo avanti. Per il Palermo adesso turno di sosta, visto che sabato avrebbe affrontato Brescia o Regina impegnata ancora in aule di tribunale per l'ammissione EBI. Rosanero che giovedì giocheranno un amichevole contro i maltesi del Melita allo stadio Barbera. Mercato fatta per il terzino danese Lund, a breve si aggregherà ai suoi nuovi compagni. Con il suo arrivo finisce la telenovela di mercato legata alla fascia sinistra. Il Palermo, con la mancata conferma di Sale Masciangelo e l'infortunio di Aurelio, ha momentaneamente giocato con Ceccaroni adattato. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antena Sicilia ritornerà più tardi alle 13:26. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon inizio di settimana ai nostri telespettatori.